Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda in diretta ogni domenica a partire dalle 19 con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti, tutti dedicati interamente al calcio dilettantistico siciliano. Sarà una puntata ricchissima, andiamo subito a salutare naturalmente la nostra Penalty, la nostra splendida Jessica che dopo il debutto è un po' più tranquilla oggi, dico bene? Sì, infatti sono molto più tranquilla, speriamo di non sbagliare le partite. No, vai tranquilla. E vedo anche in postazione il nostro Francesco Casicci che oggi si occuperà del campionato interregionale e del campionato di eccellenza, tenendo presente che il campionato interregionale oggi è fermo, riprenderà la settimana prossima. Dico bene? Dici bene Ettore, buonasera ovviamente a tutti gli amici sportivi di Penalty. Grazie Francesco e diamo subito panoramica anche ai nostri ospiti, andiamo subito a presentare Mister Lavaccara, allenatore del Santa Croce Camerina, campionato di promozione. Ciao Mister. Buonasera a tutti. Oggi è andata bene però, eh? Sì, oggi è andata bene. È importante questa cosa qui. E salutiamo anche in postazione ospite qui nel nostro studio di Modica il direttore sportivo della squadra di Pozzallo, il New Pozzallo, campionato di prima categoria. Salve direttore, come sta? Tutto a posto? Sì. Oggi anche per voi una domenica positiva? Sì. Siamo contenti di tutto questo. A questo punto mi collego con la redazione di Catania perché abbiamo altri due ospiti importanti che ci attendono. Eccoli qui, li vedo. Buonasera. Allora abbiamo il Belpasso in grande rappresentanza, o sbaglio? Sergio Anfuso. Oddio, grazie a Dio, io con il nostro caro amico Vincenzo, che è uno dei perni di tutta la squadra. Parliamo del Belpasso. Abbiamo preferito fare questo salto qui. Parliamo del Belpasso, campionato di prima categoria, un campionato che in questo momento è solo positivo. Siamo contenti di questo, direttore? Sergio Anfuso. Ma siamo positivi, io sono abituato a vedere poi a tirare la famosa linea a fine stagione. In questo momento siamo contenti perché anche oggi abbiamo vinto una grandissima battaglia, una grandissima partita, quindi positivo perché poi mi sento in buona compagnia, ho sentito che anche gli altri ospiti hanno vinto, quindi va benissimo. Benissimo. Forte fortuna quindi, ecco. Evidentemente. Ci sentiremo e parleremo non soltanto del campionato di prima categoria insieme al direttore Sergio Anfuso perché insomma è un grande intenditore. Vogliamo dare i riferimenti per collegarsi con noi di Penalty, caro Francesco? Assolutamente Ettore, allora scriveteci ovviamente in massa, accoglieremo ovviamente le vostre domande, le vostre curiosità, programma penalty@tiscali.it, chiaramente la pagina social perché oggi sempre più che mai è fondamentale, abbiamo bisogno dei vostri mi piace per crescere insieme a voi, allora la pagina Facebook Penalty. Benissimo, tra l'altro in questa pagina di Penalty potete rivedere tranquillamente la puntata odierna, così come anche quella naturalmente della settimana passata e teniamo anche a precisare che tutti i risultati che leggeremo nel corso della puntata odierna saranno visibili tra non molto, tra pochissimo, anche sul sito newssicilia.it che è un nostro partner ufficiale per quanto riguarda appunto la sezione giornalistica riguardante soprattutto i risultati dal campionato interregionale sino al campionato di prima categoria. Abbiamo debuttato la scorsa settimana parlando proprio con il direttore di News Sicilia, ovvero il dottore Sergio Regalbuto, adesso invece debuttiamo in una maniera un po' diversa, in un programma sportivo. Debuttiamo con una brevissima intervista con gli autori della nostra sigla, che è una sigla ufficiale che hanno realizzato solo ed esclusivamente appunto per Penalty. Guardiamoci insieme l'intervista degli Acoustic Sunlight. Luca, ma com'è nato il progetto The Voyager per Penalty? Beh, innanzitutto anno nuovo, musica rinnovata, musica nuova. Il progetto The Voyager per Penalty è nato grazie soprattutto a una richiesta che non ci siamo fatti sfuggire, cioè se volevamo partecipare alla composizione della sigla per la nuova edizione di Penalty. Ringraziamo ovviamente te per averci ospitato, per l'opportunità. È nata rinnovando anche nuovi suoni, ci siamo rifatti a suoni vintage di una volta. Abbiamo cercato di unire musica elettronica con musica rock, si pensa
ai primi Pink Floyd, si pensa a Alan Parsons Project, insomma musica che tutti noi ascoltiamo, alla quale ci rifacciamo. Paolo, ovvero il tastierista degli Acoustic Sunlight, una brevissima carta d'identità di questa band. Sì, la nostra è una band attiva sul piano catanese e siciliano già da qualche anno, siamo una band con un organico abbastanza allargato, infatti oltre a me c'è Corso Sabella che è il batterista, Luca Trotto che è il chitarrista elettrico, Chiara Ferrara che è il chitarrista acustico, Renato Risi che è la voce. Accursio, ovvero il batterista degli Acoustic Sunlight, autori di questa sigla di Penalty 2014-2015. Avete cambiato genere di musica, però sostanzialmente la vostra energia rimane sempre legata alla voglia matta di fare musica. Infatti quest'anno appunto ci siamo dati a sonorità più elettroniche, grazie appunto per l'opportunità che ci hai dato per questa occasione, è importante. Visto che era un programma sportivo che tu appunto ti seguiamo molto, infatti abbiamo preferito fare un sound più elettronico, un po' più coinvolgente, un po' più frenetico, che desse anche come dire, l'idea dello sport, dell'agonismo. Un giusto e doveroso ringraziamento ai ragazzi dell'Acoustic Sunlight che hanno realizzato appunto questa bella sigla di apertura di Penalty in esclusiva per noi, quindi insomma siamo orgogliosi. Adesso parliamo subito del campionato interregionale che, come ho anticipato, non si disputa oggi, riprenderà direttamente il giorno 8, e allora a questo punto diamo parola alla nostra splendida Jessica che ci dà intanto la classifica e poi subito leggeremo anche il turno appunto di domenica prossima. Sì. Torrecuso 42 punti, Akragas 41, Rende 38, Agropoli 37, Neapolis 35, Marcianise 32 punti, Nerostellati Frattese 31, Roccella e Due Torri 28 punti, Leonfortese e Interreggio 27 punti, Battipaiese 23, Tiger Brolo e Sorrento 21 punti, Noto e Nuova Gioiese 19, Comprensorio Montalto 13 punti, Orlandina 6. Da notare che il Noto ha un punto di penalizzazione e l'Orlandina 2 punti di penalizzazione. E adesso lettura anche del tabellino della prossima giornata, sarà la quarta giornata di ritorno, si giocherà domenica 8 febbraio. Questi gli incontri: Rende Neapolis, Interreggio Roccella, Agropoli Due Torri, Comprensorio Montalto Akragas, Marcianise Battipagliese, Nuova Gioiese Sorrento, Orlandina Nerostellati Frattese, Tiger Brolo Torrecuso ed infine si chiuderà con Leonfortese Noto. Allora, oggi riposano, quindi una battuta veloce insieme a Francesco perché poi voglio sentire anche i nostri ospiti. Allora. Beh, sostanzialmente il quadro è praticamente immutato rispetto alla scorsa domenica. Bisogna dire che nel prossimo turno di campionato le due squadre che si stanno in questo momento giocando la vittoria del campionato appunto andranno in trasferta, rispettivamente il Torrecuso in casa della Tiger Brolo in una partita che chiederemo ai nostri ospiti anche se sarà abbastanza impegnativa per la capolista, e poi la squadra allenata da Mister Feola andrà altrettanto fuori casa a rendere visita al Comprensorio Montalto. È meno impegnativo sì, questo però incontro. Sai benissimo, Ettore, che le partite in Serie D non sono per nulla affatto semplici, e poi volevo sottolineare il derby di Sicilia tra Leonfortese e Noto. Benissimo, voglio sentire Lavaccara, mister Lavaccara, che insomma ha calcato campi importanti, per cui questo scontro Torrecuso-Akragas rischia di essere uno scontro importante che ci porteremo sino alla fine, oppure probabilmente tra qualche settimana si delineerà la classifica finale? Ma io non sottovaluterei nemmeno l'Agropoli perché è guidata da un grande mister. A dicembre hanno puntellato la squadra, per cui
secondo me si può inserire in questa lotta a 3, secondo me. Comunque è anche vero che l'Agragas ha un potenziale importante e secondo me alla fine la spunterà. La spunterà. Direttore Iozia, che facciamo tra Torrecuso e Akragas, dove scommetteresti tra virgolette qualcosa? Scommetto sull'Akragas. Scommetti sull'Akragas? Sì, perché come ha detto la Vaccara ha un organico molto importante, si è rinforzata bene, oltretutto è una squadra siciliana, quindi noi tifiamo per questo. Bravo, sono contento per c'è questa il piatto cosa. forte comunque è Rende Neapolis. Certo, perché anche questo. Per punti in classifica 38 con 35 cercano entrambi un posto al solo. È vero. Sentiamo un attimo Catania con Sergio Anfuso, se ci dà su per giù una sua idea. Lui conosce anche questo campionato in maniera forte. Sergio, secondo te tra Akragas e Torrecuso, con il terzo incomodo Rende, chi la potrebbe spuntare, tra virgolette? Oddio, ancora secondo me è molto prematuro. È ovvio che il cuore va ad Agrigento perché, come diceva il direttore, è squadra siciliana. Giusto. Lì ci sono parecchi amici, quindi l'anno scorso secondo me meritavano il ripescaggio, non l'hanno ottenuto, va bene, amen, ma credo che comunque sia venuto il momento per calcare stadi, comunque categorie che secondo me la città merita. Ripeto, lì ho molti amici e poi credo che sia una città che veramente ha bisogno e sente proprio la voglia di fare un campionato diverso da quello che hanno fatto l'anno scorso e quest'anno. Vincenzo Terranova, un importante giocatore del Belpasso, grande esperienza. Vincenzo, tu invece cosa pensi di questo scontro al vertice? Ci dai qualche riferimento? Io mi unisco all'opinione del direttore, penso che l'Agragas alla fine la spunterà perché organicamente è superiore agli altri. Anche se il cuore mi porta ad Agropoli, che è allenata da mio zio, quindi spero per lui che si possa unire a questa lotta fino alla fine. Stai trovando squadra forse per la prossima stagione allora? Oppure rimani a Belpasso? Auguro. Non lo sai? No, io ormai ho fatto radice a Belpasso e non... molto lontano. Ho capito, va bene, allora ci fermiamo qui perché adesso dobbiamo far lanciare la pubblicità alla nostra splendida penaltina. Grazie. Che dobbiamo anche svelare una cosa, è stata subissata di richieste d'amicizia nella sua pagina Facebook. È vero. E quindi insomma mi raccomando, Sì. solo giocatori? No, anche persone normali. Anche persone normali, Vabbè, sì. ok, allora lanciamoci questa pubblicità. Sì, infatti mandiamo la pubblicità, mi raccomando, restate con noi.